Il presidente americano Joe Biden è già arrivato in Cornovaglia. Vediamo allora il servizio del corrispondente da Londra, Stefano Tura. L'America è tornata e le democrazie sono unite per affrontare le sfide del futuro. È il messaggio del presidente americano Biden al suo arrivo in Gran Bretagna, primo viaggio all'estero del capo della Casa Bianca. Davanti alle truppe della base militare di Mildenhall, prima di spostarsi in Cornovaglia per partecipare al G7, Biden anticipa i temi che sottoporrà ai leader mondiali, tra cui un piano per la fornitura di vaccini anti-Covid ai paesi poveri, un'azione coordinata a livello mondiale contro le pandemie e un impegno per contrastare il cambiamento climatico. In vista del faccia a faccia con Putin, che chiuderà il suo tour europeo, afferma: non cerchiamo il conflitto con Mosca, ma un rapporto stabile, tuttavia risponderemo in modo robusto e significativo ad ogni azione ostile. Oggi intanto il presidente americano vedrà il premier britannico Boris Johnson, con il quale sono diverse le questioni in sospeso. Biden, che ha origini irlandesi, raccomanderà a Johnson di non mettere a rischio gli accordi del Venerdì Santo nella difficile gestione del post-Brexit e di lavorare ad una convivenza pacifica nell'Ulster. I due leader discuteranno poi una nuova carta atlantica tra Londra e Washington in difesa dei valori democratici, ispirata a quella firmata nel 1941 da Churchill e Roosevelt. Continua la campagna vaccinale italiana che ha raggiunto il 25% della popolazione immunizzata con